Buongiorno a tutti, eccoci quindi all'ultimo incontro per questa serie che noi come progetto comune abbiamo voluto organizzare in vista delle elezioni regionali del 23-24 novembre e terminiamo questo ciclo di incontri con il candidato del centro-sinistra, quindi ci fa molto piacere che abbia accolto il nostro invito e saluto Giovanni Manildo, grazie per essere grazie a lei e buongiorno qui con noi. E come sempre diciamo qualche notizia del nostro ospite. Giovanni Manildo, 56 anni, sposato, 3 figli, è il candidato appunto del centro-sinistra alla presidenza della Regione Veneto. È un avvocato esperto in diritto dell'energia, si occupa di comunità energetiche e transizione ecologica, con un impegno professionale che si intreccia con le sfide ambientali che ci sono oggi. Ha guidato Treviso come sindaco dal 2013 al 2018. Durante quel periodo ha costruito il profilo di un amministratore innovatore, attento alla mobilità sostenibile, alla riduzione del consumo di suolo, alla qualità urbana e alla valorizzazione culturale. È un alpino, cosa molto importante, radicato nel territorio e unisce sobrietà e competenza a uno stile inclusivo, capace di parlare anche a mondi molto diversi tra loro. La sua candidatura, sostenuta dalla più vasta coalizione del centro-sinistra degli ultimi decenni, nasce dall'ascolto e dal confronto con la società civile, con un obiettivo chiaro: costruire insieme un Veneto più giusto, sostenibile e attrattivo. Bene, se questo corrisponde alla sua figura. Corrisponde perfettamente. Bene, grazie. Allora se per lei va bene potremmo cominciare Molto con una domanda facile. Sì. Allora, quali sono state le motivazioni che l'hanno spinta a fare questo passo e a accettare questa sfida di candidarsi? La consapevolezza che il Veneto sta voltando pagina, ha voltato pagina dopo 30 anni di centrodestra, c'è voglia di vestire l'alternanza. In tutti gli incontri che ho fatto ho sentito questa voglia di cambiamento. È stato lo stimolo proprio di essere protagonista insieme alla squadra che abbiamo creato, giustamente è stato detto la coalizione più ampia, di vestire l'alternanza con la partecipazione di tutti, ricreare un rapporto di fiducia tra la politica e i cittadini nell'ottica di creare una visione di largo respiro sul Veneto. Il Veneto ha proprio bisogno di guardare lontano e non pensare soltanto alla politica dell'immediato o del facile consenso, e devo dire che questa è un'avventura che sento una sfida necessaria e collettiva, e mi piace l'entusiasmo e l'energia che si è creata attorno a questa sfida, una sfida appunto collettiva, e questo mi piace ed è la motivazione che mi ha spinto ad accettare questa candidatura. Quindi noi sappiamo che alle elezioni, quelle precedenti con il presidente Luca Zaia, ci sono state delle percentuali molto alte, quindi noi immaginiamo che lei nelle sue passeggiate, nei suoi incontri abbia incontrato anche persone che hanno votato dall'altra parte, quindi qual è stata la sua percezione rispetto a questa cosa? Sicuramente ho incontrato molte persone che nelle ultime elezioni del 2020 hanno votato Luca Zaia. Penso che le elezioni del 2020 siano state un unicum perché venivamo dal Covid, il presidente Zaia era molto presente con le conferenze stampa, è stato quasi una cattedrale accesa, un ringraziamento per la gestione del Covid da parte del presidente della regione. Sicuramente Zaia è stata una figura che è andata oltre le normali di idee centrodestra, centrosinistra, però una voglia di cambiamento l'ho sentita, la sento e è cresciuta mano a mano in questo percorso, proprio perché la consapevolezza che si voltava pagina, non è più il presidente Zaia candidato alla carica di presidente, non è più Luca Zaia, questo porta, come ho detto prima, alla voglia di costruire un futuro diverso per il Veneto, e ho sentito tante persone che al di là dei dati, al di là di quello che si legge, che dimostrano che il Veneto soffre, che il Veneto ha molte fragilità e molte opportunità non prese, non colte, non perseguite, hanno voglia di mettersi in gioco. Ecco, questo mi ha molto colpito, questa volta la voglia di partecipare, la voglia di costruire un Veneto che sia un Veneto di tutti. Bene, allora possiamo scendere nel particolare. Certo. Allora, uno degli argomenti più critici, più dibattuti appunto e più attuali a livello regionale è quello relativo alla sanità. Le lunghe liste d'attesa rappresentano una criticità in molte aziende sanitarie
E quindi io le chiedo che misure concrete propone per ridurre questo problema, per ridurre le liste d'attesa. Allora, partiamo dalla prima, la stella polare. La sanità deve rimanere pubblica ed è fondamentale questo tema. Partiamo da questo perché è stato l'elemento collante alla nostra ampia coalizione. Sulle liste d'attesa, per ridurre le liste d'attesa serve, visto questo riconoscimento, aumentare le risorse a disposizione, quindi sì, abbiamo due modi per aumentare le risorse. Uno è richiedere l'aumento di trasferimenti dal governo, la spesa per la sanità deve almeno arrivare al 7% del PIL, e questa è una richiesta che tutti i cittadini, al di là del colore politico, dovrebbero fare. Adesso quanto è? È attorno al 6. Attorno al 6, era circa il 5,8, sì. Ma siamo attorno al 6 e si è stimato che per rispondere in modo adeguato dovrebbe essere attorno al 7. E poi bisogna avere una gestione oculata delle risorse, quindi investire nel personale, nel patrimonio umano, nel capitale umano della sanità, quindi medici, infermieri. C'è penuria di medici e di infermieri, quelli che lavorano non sono adeguatamente riconosciuti e valorizzati per la missione sociale fondamentale che svolgono. Durante il Covid avevano la copertina i nostri eroi, sì. Ecco, ci siamo forse dimenticati di questo ruolo fondamentale e va riconosciuto loro questa importanza fondativa per la comunità. Quindi è importante valorizzare il lavoro di chi opera nella sanità, anche perché ne ho incontrati parecchi, mi trasmettono tutti la fatica, cioè ovviamente la missione, le persone che lavorano non lo fanno soltanto per il ritorno economico, ma vengono oberati di lavori oltre misura perché c'è una penuria di organici, quindi dobbiamo rompere il tetto, maggiori investimenti, il tetto alle assunzioni va rotto, quindi maggiori assunzioni e ritengo che in questo modo, con la centralità della sanità pubblica, si possono ridurre le liste d'attesa, che sono diventate un vero problema sociale perché alimentano la diseguaglianza, perché le liste d'attesa costringono i cittadini o a rinunciare alle cure o ad andare nel privato, e sostanzialmente costringere dei cittadini, dei veneti, a ricorrere al privato per delle cure che sono fondamentali equivale a mettere le mani nelle tasche dei cittadini, perché la spesa della cura privata è qualcosa che dobbiamo fronteggiare perché è causa, ripeto, di una grande diseguaglianza sociale. Noi vogliamo un Veneto più inclusivo che guarda i diritti di tutti. Ecco. Infatti volevo chiedere proprio questo: nell'ultimo periodo c'è stato un incremento di convenzioni con il privato proprio per andare incontro, naturalmente questo è il punto di vista dell'azione dell'attuale amministrazione, per andare incontro alle lunghe liste d'attesa e anche alla mancanza di medici e infermieri. Quindi sì, abbiamo ben capito, lei invece persegue uno scopo pubblico essenzialmente su questo settore, e quindi anche la sua azione a questo riguardo sarà per aprire al pubblico di più e non investire ulteriormente perlomeno sulle convenzioni con i privati. Allora, diciamo che la stella polare bisogna averla, c'è la regia politica, sanità, diritto pubblico universale, certo. Siamo tutti eredi della grande visione di Tina Anselmi, è un diritto a cui non dobbiamo rinunciare, dobbiamo certo. Tutti conquistare e mantenere. Il pubblico deve mantenere, direi, il centro del ring, certo. Usando una metafora sportiva, quindi io non demonizzo le convenzioni con il privato sociale, certo. Ritengo che possano essere una strada, ma sempre con la direzione pubblica assolutamente con la barra dritta. Certo. Per far questo, quindi, dobbiamo avere una chiarissima visione di quello che vogliamo come sanità. Manteniamo quindi la barra dritta, la stella polare sulla sanità pubblica, non a derive privatistiche come quelle invocate dal centrodestra. Il modello Lombardia non è un modello che ci piace, non è un modello che vorremmo per il Veneto.
Ecco, c'è un altro argomento che è sempre molto attuale e che sta rappresentando una grossa difficoltà per moltissime famiglie, ma anche per le istituzioni, è l'invecchiamento della popolazione, che è una sfida crescente effettivamente. Quali interventi propone per migliorare l'assistenza domiciliare e residenziale, e poi intende rivedere il sistema delle RSA e delle rette a carico delle famiglie, perché abbiamo testimonianze quasi giornaliere sia della difficoltà proprio delle RSA a trovare e reperire anche in questo caso personale specializzato, ovviamente si dice che addirittura si debba prendere gente dall'estero, esatto, e questo non piace a tutti perché il rapporto diciamo con gli italiani è anche più facile dal punto di vista dello scambio, diciamo, tra gli anziani e gli assistenti, ma anche un problema di rete, perché tantissime famiglie fanno debiti, anche perché le rette sono molto alte. Certamente le spese delle RSA sono consistenti anche per via dell'aumento dell'energia, di altri costi, però bisogna trovare un equilibrio. Quindi lei come proporrebbe di affrontare il problema? La domanda è centratissima, parto dai dati. In Veneto siamo 4.850.000, gli anziani sono 1.200.000, quindi un dato numerico veramente importante. Se continuiamo con questi dati di natalità, nel 2050 ogni 3 anziani ci sarà un veneto under 14, quindi è proprio anche dal punto di vista numerico è un tema molto molto importante. Questo numero nasconde diverse classi, diversi temi necessari di intervento da parte della politica. Parto dal primo, quello che occupa circa 350.000 anziani, che sono gli anziani attivi, e qui c'è il tema dell'invecchiamento attivo, il tema di evitare la solitudine, di garantire una comunità, quindi un Veneto comunità che affronta il tema delle generazioni e della terza età in modo proattivo, e questo deve essere una priorità. E come misura penso al co-housing, sì, al fatto di misure di socialità, di vivere insieme. Ecco, leggiamo un attimo, a questo proposito noi abbiamo avuto, li abbiamo normalmente, li conosciamo bene, ma abbiamo avuto come ospiti i rappresentanti della Fondazione Carpinetum, che è quella che ha istituito, esatto, i Don Vecchi, dove veramente li si fa co-housing e comunità. Esattamente. Esatto, quindi scusi. No, ma è benissimo, no, è bello parlare certo, la stessa lingua, avere gli stessi riferimenti, perché questa è una cosa assolutamente fondamentale. Sul tema invece degli anziani non autosufficienti, ci sono 2 aspetti: la cura dell'anziano non autosufficiente, la cura e il sollievo alla famiglia che ha degli anziani non autosufficienti. Quindi c'è il tema delle impegnative di residenzialità, delle RSA, delle liste d'attesa. Ricordo oltre 10.000 anziani in attesa di poter entrare nelle RSA, è un numero enorme, sì. Quindi vanno aumentate le strutture recettive e vanno aumentati i fondi a disposizione, a sostegno per la tutela e la cura degli anziani non autosufficienti. Questo è un tema che abbiamo sviluppato anche in collaborazione col terzo settore, e la nostra idea di coalizione è quella di istituire un assessorato alla partecipazione, proprio perché non sia una parola la creazione di comunità, il welfare generativo e un Veneto che si prende cura di tutti. Quindi l'idea di co-progettare e co-programmare come il Veneto può dare delle risposte agli anziani. Bisogna arrivare alla riforma delle IPAB, da 20 anni la stiamo attendendo, e questo è un colpevole ritardo da parte del Veneto. Dobbiamo affrontare il tema del personale, perché col terzo settore si può coprogettare, col privato sociale si può lavorare, ma il tema delle persone specializzate che si prendono cura dei nostri anziani è un tema fondamentale. Dobbiamo rendere gratuito il corso, perché per le OSS, per gli operatori sanitari specializzati, la regione li istituisce, ma vanno deserti perché costano 1.000 euro.
quindi la nostra misura sarà, c'è penuria di operatori, ma c'è una barriera d'ingresso troppo alta perché le persone non riescono ad affrontare questo corso, quindi la gratuità dei corsi, per avere anche qui delle persone, degli operatori che lavorano in modo specializzato per prendersi cura dei nostri anziani. Lei aveva poi indicato il tema dell'integrazione dei nostri organici con persone specializzate che lavorano, che vengono dall'estero con titoli diversi. Ecco, su questo, sempre in collaborazione col terzo settore, si è incominciata l'idea di una formazione nei luoghi di origine delle persone, e quindi una formazione specializzata di persone che potenzialmente possono rendersi cura. Diciamo, ecco, su questo bisogna lavorare in modo che sia garantita la qualità, la formazione, la qualità, non ci siano barriere linguistiche, barriere culturali, barriere emotive. Ecco, è un tema molto delicato e si deve affrontare anche questo in collaborazione con i soggetti che si occupano dei nostri anziani. E poi c'è tutto il tema delle badanti, e purtroppo anche il tema delle badanti non regolarizzate, perché c'è tutto un mondo purtroppo di assistenza agli anziani non coperto dalle politiche della regione. Ecco, quindi la regione, per finire, deve prendere con decisione il ruolo di regista, il ruolo di coordinatore dei servizi sociali, e avere anche la disponibilità di, insieme agli operatori del terzo settore, costruire e mappare i reali bisogni per affrontare nel modo più adeguato quelle che sono le esigenze dei nostri anziani. Penso ai bisogni di residenzialità, che possono essere, abbiamo parlato prima di co-housing, RSA, ci sono vari gradi, vari livelli con cui si può affrontare il problema. Per far questo è necessaria una mappatura di bisogni integrata in una regia che negli ultimi anni non c'è stata assolutamente. Bene, grazie. E tocchiamo andiamo dall'altra parte del mondo, quello dei giovani. Sì. Ecco, allora, qual è la sua valutazione sullo stato attuale dei giovani in Veneto? Quali sono gli ostacoli che trovano ora i giovani davanti al loro cammino, per potersi poi costruire un futuro sia di famiglia che anche di lavoro, ovviamente? Cosa pensa ha elaborato qualcosa? Cosa pensa di fare in proposito? Io so che i suoi figli aiutano molto in questo. Esatto. E quindi va benissimo ascoltare, direi, 23, 20, 17 anni. Va benissimo. È un tema che vivo e sono partito dai giovani. Per la mia prima uscita il 10 luglio. Ecco, le faccio presente che noi con i giovani abbiamo un ottimo rapporto, perché abbiamo fatto come Comitato Progetto Comune una ricerca presso i giovani universitari di Venezia, dello IUAB di Ca' Foscari, ma anche con gli stranieri, perché il nostro obiettivo è andare contro lo spopolamento. Volevamo capire chi di questi migliaia e migliaia di ragazzi potrebbero pensare di prendere in considerazione l'idea di stare. È stato piuttosto deprimente, perché le risposte sono state tante, però solamente 1 su 4 potrebbe prendere in considerazione l'idea di mettere radici. Io parlo per Venezia, perché mancano molte cose, e la prima è l'attrattività della questione. Quindi anche noi abbiamo molto questo mondo dei giovani, perché sono il futuro. Quindi il nostro slogan è creare futuro, per il Veneto, quindi si parte dai giovani. Sono d'accordissimo, si parte dai giovani. Il Veneto non è una regione per giovani, parafrasando il titolo di un film. Dal 2011 è come se fosse scomparsa la città di Belluno, perché sono emigrati all'estero circa 50.000 giovani. E 50.000 giovani che se ne vanno è un capitale umano sul quale abbiamo investito, che va a creare futuro in altri luoghi, e penso che questa sia la prima cosa da invertire. Infatti siamo partiti proprio dai giovani. E giustamente lei sottolineava che per essere attrattivi per i giovani ci deve essere una qualità della vita e un ecosistema regione capace di attrarli, perché molte immigrazioni, molte fughe non sono soltanto all'estero, ma sono verso l'Emilia Romagna e verso la Lombardia, quindi c'è una competizione tra regioni dove purtroppo il Veneto è perdente, anche per la poca attenzione che negli ultimi anni c'è stata nei confronti dei giovani. I giovani cosa richiedono? Io li ho coinvolti nella campagna elettorale, mi hanno dato un programma, dei punti,
al grido non dobbiamo noi più adulti mangiare la mela e raccontarvi il gusto, ma siete voi che dovete dirci. E quindi mi hanno indicato loro le priorità. La prima priorità è un salario, un corrispettivo adeguato alle energie lavorative che possono dare, e quindi abbiamo presentato la misura del salario d'ingresso, una misura per cui la Regione a determinate condizioni integra i primi stipendi dei ragazzi che lavorano in aziende, operatori economici del nostro territorio. Altro tema sottolineato da loro e da noi recepito ed evidenziato con proposte concrete è il tema della casa, dell'abitare, perché il costo della casa è molto alto rispetto alle disponibilità dei ragazzi per rimanere. Su questo ci sono delle proposte molto concrete, efficientamento, ristrutturazione di edifici, dell'ATER, possibilità di convenzioni con le associazioni di categoria che sono molto sensibili a questo tema, quindi il tema della casa come precondizione. Altro tema sentitissimo e che crea un territorio competitivo, è una altra occasione persa degli ultimi 15 anni, anzi direi 30 anni del centrodestra, è il sistema ferroviario metropolitano di superficie, quindi una mobilità che garantisca lo spostamento dei ragazzi all'interno del territorio. Queste sono delle misure molto concrete che creano le precondizioni perché i ragazzi possano rimanere, possono creare futuro. Abbiamo aggiunto l'altro tema, anche questo molto gradito, il fatto di introdurre asilo nido gratuito per tutti, sull'esempio del comune di Mantova e del comune di Vicenza che sta andando verso la gratuità, perché in questo modo si dà prospettiva, i ragazzi hanno la consapevolezza che c'è una qualità della vita, un sistema regione, un sistema sociale che crea le condizioni per cui loro possano rimanere ed essere felici. Sì, c'è una cosa che è venuta, che appunto è emersa nel nostro questionario, è che questi ragazzi vengono qui per formarsi in modo molto specifico e ad alto livello, però poi volendo restare qui trovano praticamente solamente delle occasioni di lavoro nel turismo, che comunque è un lavoro a basso reddito perché è il più basso che ci sia, esatto, oppure in qualcosa legato alla cultura. Ma qui noi dovremmo assolutamente creare le condizioni perché si possano installare delle aziende di alto livello, di alta tecnologia, perché questi ragazzi studiano queste cose, abbiamo delle facoltà eccellenti. Guarda, sono d'accordissimo, prendo lo spunto. Abbiamo avuto delle occasioni perse, penso a Intel che non ha fatto la Gigafactory. Penso che sia necessario, e l'abbiamo proposto, un patto tra la regione, le università e le associazioni di categoria, perché la vera politica industriale del Veneto va fatta insieme e va su due assi fondamentali di sviluppo, li ha ricordati lei, uno l'innovazione e l'altro l'ambiente. L'innovazione dà possibilità di maggiore competitività al nostro sistema industriale, si riesce a creare una maggior capacità di penetrazione nel mercato grazie all'aiuto alla formazione alle università. Penso all'esempio della Motor Valley in Emilia Romagna, anche se in Emilia Romagna sono più imprese che fanno lo stesso lavoro, qui abbiamo imprese che fanno lavori diversificati, ma l'asset tecnologico è fondamentale per lo sviluppo. E ha ricordato bene il tema dell'ambiente. L'ambiente, che è una sfida importante per la regione, crea l'attenzione alla transizione ecologica, crea dei nuovi lavori, crea una modalità di lavoro, una modalità di creazione di mercati per le imprese che ha un alto valore aggiunto, quindi si riesce ad avere una politica industriale che crei nel Veneto una prospettiva di sviluppo economico. Penso al distretto delle pompe di calore a Vicenza, il distretto del fotovoltaico nel Trevigiano, ma si può pensare anche a tutti i nuovi lavori nell'ambito dei servizi con i crediti di carbonio. Ecco, tutti i temi dove il grande capitale umano dei ragazzi può essere impiegato in modo adeguato e non serve che cambino regione, ma cambiamo la regione. Ecco, questo potrebbe essere uno slogan proprio.
Sì. Allora, un altro argomento è quello prima l'aveva citato, delle infrastrutture. Sì. Quali sono, secondo lei, le priorità tra le grandi opere infrastrutturali del Veneto e alcune che però hanno un importante impatto ambientale, quindi Certo. che possono mettere anche in difficoltà le comunità che ci vivono attorno? Allora io penso, riprendo un tema che ho già toccato prima, penso che la più grande occasione persa del Veneto sia stato aver abbandonato il completamento del sistema ferroviario metropolitano di superficie. Ritengo che l'infrastruttura mobilità non debba essere pensata soltanto come grandi opere, ma anche come cucitura dei servizi, quindi il trasporto e la mobilità come coordinamento da parte della regione dei servizi di mobilità, pensare alla mobilità come un servizio, in inglese sì. Di moda mobility as a service. Ecco, però la mobilità come servizio ritengo che sia veramente l'asse per cui creare sviluppo, un sistema ferroviario metropolitano, quindi che unisce i centri, i capoluoghi, le città più piccole, fa una funzione di cucitura, quindi è un modo per contrastare lo spopolamento, perché se io garantisco la mobilità posso far sì che studenti e lavoratori possano non abbandonare le case, ci aiuta a non far perdere valore al patrimonio immobiliari di siti in determinati luoghi e ci crea questo tessuto connesso, questa rete di città che è presupposto per le altre cose che abbiamo detto dello sviluppo economico. Quindi nel momento in cui si amplia e si pensa alle infrastrutture della mobilità come servizi coordinati, si integra il sistema ferroviario con il trasporto pubblico locale su gomma, si riesce finalmente ad arrivare al biglietto unico, che se ne parla da 20 anni come al lupo. In Veneto abbiamo il Dolomiti Super Ski per chi vuole andare a sciare, ma non abbiamo il biglietto unico. Ritengo invece che sia assolutamente necessario mettere tutte le aziende provinciali di trasporto pubblico locale sedute attorno a un tavolo con la regione regista e garantire questa integrazione e portare il biglietto unico. In questo modo si riesce a garantire quelle infrastrutture necessarie per lo sviluppo sociale ed economico di una regione, avendo riguardo all'ambiente, perché giustamente, come ha detto lei, dobbiamo preservare il nostro suolo, quindi dobbiamo avere l'ottica di uno sviluppo del Veneto che abbia da un lato attenzione alla competitività, ma dall'altro anche attenzione al fatto che ulteriori consumi di suolo in un Veneto già molto consumato devono essere evitati. Certo. Un altro argomento che quotidianamente ci tocca vedere, ascoltare in tutti i quotidiani e alla televisione riguarda la sicurezza. E questo problema riguarda tutte anche le grandi città del Veneto. Certo. Noi naturalmente siamo interessati alla nostra città. So che lei è venuto spesso a Venezia e anche a Mestre, quindi ha potuto constatare di persona la situazione. E naturalmente ci sono delle opposte anche visioni, cioè c'è chi preferisce un approccio securitario, altri invece un approccio quasi esclusivamente sociale, a nostro avviso, perché è un argomento che noi abbiamo sempre trattato, anche in considerazione di quello che ci dicono i cittadini, ci vorrebbe l'insieme dei due fattori, perché i cattivi si devono controllare per seguire, però c'è tutta una fascia di persone che hanno bisogno di un sostegno e che non avendolo poi possono arrivare al reato. Quindi in linea generale, come lei vorrebbe affrontare questo discorso della sicurezza? La ringrazio moltissimo, perché per me la sicurezza non è un tema da campagna elettorale, nel senso che purtroppo molte volte dal centrodestra ho visto soffiare sul tema della paura per poi dimostrarsi di essere gli unici che potevano in qualche modo contrastare questa paura. Penso che sia il modo più brutto di fare politica, perché la sicurezza è una precondizione che tutti i cittadini devono avere per poter vivere pienamente la loro libertà, il loro diritto di muoversi e la loro vita. Non esistono ricette in tema di sicurezza, sono d'accordissimo con la visione complessiva che ha espresso già nella domanda, nel senso che la repressione è un elemento,
di come si affronta la sicurezza, nel senso che i comportamenti sbagliati devono essere puniti e sanzionati con rigore e con certezza. E questo è fondamentale perché fa parte dell'effetto deterrente. Io sono avvocato e diciamo che siamo cresciuti con ubi succedetas e ius, quindi dove c'è un diritto, dove c'è una società c'è un diritto, e il diritto serve a tutelare i più deboli. Questo lo mettiamo a sacrosanto, quindi certezza del diritto e certezza della repressione di comportamenti antisociali, ma la parte educativa, la parte di formazione, la parte di educazione al rispetto, che vanno a prevenire determinati comportamenti, sono altrettanto fondamentali e non possono essere uno senza l'altro, vanno accompagnati insieme e vanno fatti insieme, e si deve partire dalle scuole perché il fenomeno del baby gang è molto importante, bisogna dare supporto alle famiglie, anche molto forte, perché purtroppo le famiglie da sole non riescono a dare quell'educazione necessaria per educare al rispetto, alla convivenza civile, quindi io penso che vadano coniugati i due modi di affrontare la creazione di una comunità sicura. Penso, e ritorno ai miei frequenti incontri a Mestre, che ci sia consapevolezza di questo. Anche quando sono stato nei comitati di Via Piave, ho visto una cittadinanza attiva che ha supplito delle mancanze dell'amministrazione e le ha supplite in un modo generoso e anche più avanti della politica. Non si creano ghetti, si crea inclusione, si crea coesione, si dà la certezza di principi basilari e insieme si pongono le basi per riuscire a risolvere il problema. Questa per me è la strada giusta, è la strada che si deve perseguire, e la Regione dovrà essere un attore fondamentale in questa visione, dovrà coordinare i comuni e dovrà avere un atteggiamento rispetto alla sicurezza di serietà nei confronti dei cittadini, perché io sono stato sindaco di Treviso, ho visto gli indici quando ero sindaco io, gli indici adesso, la situazione della sicurezza è sicuramente peggiorata. Dobbiamo stare molto attenti, creare una alleanza, un patto tra tutti, perché questo è il vero tema. Non lo metto neanche come tema da campagna elettorale, questa è una precondizione per creare un futuro per noi e per i nostri figli. Certo. Ecco, per finire torno all'ultima frase della descrizione che ho fatto di lei. Allora, il suo desiderio è quello di costruire insieme un Veneto più giusto, sostenibile e attrattivo. Quindi io le chiedo, se lei dovesse diventare Presidente della Regione, per i prossimi 5 anni, che visione ha di questa regione? Che cosa vorrebbe che diventasse? Che aspettative ha e cosa vorrebbe metterci dentro per farla una regione appunto inclusiva, una regione bella, una regione che vada bene per la maggior parte delle persone? Una regione che sa ascoltare e che non si racconta e non si autocelebra, quindi non autoreferenziale, ma capace di accogliere empaticamente le fragilità e le opportunità e tradurre questo in azioni concrete, quindi il fatto che sia una regione che crea prospettive per i giovani, per le imprese che creano lavoro, e una regione che accoglie le fragilità dei più deboli con un elevato grado di socialità. Ecco, io vedo questo come la regione del futuro, è la regione che io vorrei, e in una parola è una regione che veramente diventa una comunità che cresce, una comunità che sa che o si cresce tutti insieme o altrimenti non si cresce, ed è soltanto apparenza di creazione di futuro, ma è una cosa molto effimera. Quindi una regione molto inclusiva che tiene conto di tutti anche nella gestione del governo. Certo.
Beh, allora noi la ringraziamo molto perché Grazie è a stato lei. molto esauriente nella spiegazione Grazie. delle sue idee per la regione. E io ricordo che appunto Giovanni Manildo è il candidato del centro-sinistra alle prossime elezioni che ormai sono imminenti, del 23 e del 24 di novembre. La raccomandazione che noi facciamo sempre quando incontriamo i candidati di qualsiasi tornata elettorale è quella comunque di andare a votare. Votate chi volete, però bisogna assolutamente votare, perché votare non è solo un diritto ma è anche un dovere, e chi non vota a nostro avviso non ha neanche il diritto poi di dire questo non va bene o questo non può andare bene, perché bisogna assolutamente dire la nostra, e la partecipazione dei cittadini è la cosa più importante che ci possa essere. Quindi io vi ringrazio comunque a nome del comitato per averci seguito fino a oggi, e vedremo come andrà a finire. Grazie Giovanni. Grazie a lei. Manildo. Grazie. Arrivederci.